Qualcuno entra in casa, secondo me. Ognuno aveva uno storia e non lo raccontava, ma bastava guardarlo negli occhi per capire. Non è una maledizione la poesia, è una grande, bellissima occasione di vita. Senta questa che bella. Sì. L'amore, quello che io cerco, non è nel tuo corpo che arde su donne facili. L'amore è quello che voglio io, è la tua costante presenza, è l'occhio vigile del padrone che arde del suo cavallo. La gente ha dei problemi seri. L'amore, l'amore, l'amore. La vita è amore. La vita può essere anche disperazione. Dipende da come la si prende. Ho sentito gente che si è struciata vicino alla Merini, che ha toccato la Merini, che ha fatto l'amore con la Merini quando io godevo di una sola ineffabile solitudine che mi hanno strappato dal cuore. Ma la Merini perché è arrivata alla gloria? Perché se ne fregava, no? E questa è la verità. Perché quando uno, e qui dipende dalla vita, vuole qualcosa, la vita non glielo dà. Le cose che ho imparato le tengo chiuse strette nel mio cuore. Tu vuoi che mi mascheri da strega, ma non ci sto come Venere. Sono nata dalla schiuma, ma è solo schiuma schiumata di rabbia, davanti alla donna che mi deruba e che dice di essere Alda Merini. Mamma, pronto? E lei lasciamola perdere, è una gran brava donna, ma ve lo dico in segreto, è stata in manicomio. Manicomio? Eh sì, mi fa paura gli uomini. Ah sì, perché? No, non si è capito, forse la morde, non ho mica capito. Però comunque, però a me non mi interessa perché non te lo dico un'altra volta così. Ah ecco, meno ve la consiglio. Bisogna vederlo dal lato poetico.